Sono qui ad introdurre un importante evento che è organizzato dalla dottoressa Laura De Togni in quanto responsabile dell'IP Triveneta, dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che si svolge presso la Gran Guardia, presso la sede della Gran Guardia a Verona. È un importante evento che si occuperà della patologia dell'anziano vista da molteplici aspetti. Questa società scientifica raccoglie in sé tre branche specialistiche della medicina che sono la neurologia, la geriatria e la psichiatria interessate a questo tema in particolare. In più, da qualche anno collabora con questa società scientifica anche un nuovo professionista che si occupa di neuropsicologia all'interno del percorso diagnostico e di cura di questi malati, che è lo psicologo. Questo convegno è un convegno dedicato agli specialisti del settore, a tutti gli operatori che si interessano di questa problematica, tra cui infermieri, psicologi, logopedisti. Infatti le sessioni coinvolgeranno anche questi ambiti specialistici. È l'occasione quindi per poter affrontare questa tematica ancora una volta uniti insieme, perché la problematica di questa popolazione è sostanziale, è importantissima. È un argomento che interessa moltissimo in questo periodo, vista l'evoluzione e la possibilità che la vita di tutti noi sia ampliata e che quindi possa incontrare nel futuro patologie multifattoriali.